Ecco, sono le 16:05, siamo quasi in perfetto orario rispetto a quello previsto. Un caloroso benvenuto a tutti i presenti. Saluto in particolare a nome del preside dell'istituzione che in questo momento rappresento, l'arcivescovo di Cagliari e segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi. Il prefetto di Cagliari ancora non è arrivato, ma è prevista anche la sua presenza e il suo saluto. Non è presente, mi ha detto il parroco di Tonara, il sindaco Pierpaolo Sau. Salutiamo poi, oltre che al sindaco, il parroco di Tonara qui presente, Don Michel Luisi. Saluto inoltre e ringrazio anticipatamente per i contributi storici e di riflessione che ci offriranno i professori Francesco Scoppola, padre Felice Autieri, Gianfranco Tore, Costantino Floris e Aldo Accardo. Mi hanno detto che al posto di Costantino Floris dovrà intervenire poi dopo il dottor Maurizio Pretta. Cittadinanza e memoria sono i termini che esprimono il senso del nostro convenire stasera a questo evento che cade nella vigilia del giorno della memoria, istituito, è bene ricordarlo, nel 2005 dall'Assemblea Generale dell'ONU per commemorare le vittime dell'Olocausto. Un popolo senza memoria storica non solo è un popolo che fa fatica a leggere il presente e ad intravedere con lucidità le scelte coraggiose da intraprendere per il futuro, ma è anche purtroppo un popolo che rischia di ripetere gli errori del passato. Il rischio concreto del ritorno all'antisemitismo in Europa che la storia recente sta ponendo di fronte alle nostre coscienze ci chiede per l'appunto di unire alla memoria la responsabilità civile. Cittadinanza e memoria vanno tenute insieme. Cittadinanza, aggiungerei, attiva, che significa impegno per la giustizia, la pace, l'inclusione, l'accoglienza, la solidarietà, tutti i termini che presi insieme definiscono l'esperienza umana e cristiana di padre Michele Todde, figlio di Sardegna, figlio di Tonara, figlio di Francesco d'Assisi, ma innanzitutto figlio, senza altre definizioni, nel senso di uomo che esprime nella sua forma più alta l'ideale di umanità verso cui tutti dovremmo tendere e che ci auguriamo possa essere presto riconosciuta anche con l'iscrizione del nome di Padre Michele tra i giusti delle nazioni nello Yad Vashem a Gerusalemme. Prima di entrare nel vivo del convegno, dando la parola ai relatori, invito l'Arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Batturi, a rivolgerci il suo saluto. Grazie, solo un saluto. Sono qui per imparare, per conoscere. Penso che questo è il primo augurio che vorrei fare, che non si spenga mai il desiderio di conoscere, perché questa è la vera forza anche del motore della storia. L'altro aspetto che vorrei sottolineare, per cui sono grato agli organizzatori e a quanti parteciperanno a questo momento, è che la forma più persuasiva in fondo di memoria è la testimonianza, cioè considerare gli uomini che hanno scommesso, che hanno rischiato, perché ci fa capire che ci sono delle forze della storia che passano attraverso il cuore del singolo uomo, della coscienza del singolo uomo. Ci sono i grandi fattori, quelli economici, quelli ambientali, ci sono tante variabili da considerare, ma che la storia alla fine passa attraverso la coscienza di ogni uomo. E ricordare una figura come questa significa anche ricordare che la libertà ha sempre un rischio,
che l'uomo libero è l'uomo che sa rischiare e che può anche pagare di persona per qualcosa di più grande della sopravvivenza e dell'integrità fisica, che è l'ideale di giustizia e di amore che nella fede diventa qualcosa di concreto. Non c'è libertà senza la capacità di rischiare di persona. Quindi grazie, sono qui e vi auguro buon lavoro, così come ringrazio quanti hanno organizzato e quanti daranno l'apporto della loro competenza. Ecco, chiedo a Don Michel di rivolgere il saluto a nome del sindaco Pierpaolo Sau, è stato incaricato da lui per questo momento. È bello essere sindaco per un minuto. Ecco, un saluto dalla parrocchia, dal paese più dolce della Sardegna. Quello che vi vogliamo regalare è un dono musicale dolce, come è dolce melodioso. Ecco, il clima che si respira a Tonara e che ha formato delle personalità umili e mastose, così come è forte il carattere dei tonaresi. E allora, ecco, a Tonara tutto diventa magia, lo spirito diventa canto e le parole diventano poesia. E soltanto, ecco, come qualche giorno fa ci ha ricordato l'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, a cui va anche il saluto del nostro arcivescovo, Monsignor Roberto Carboni, e del signor sindaco di Tonara Pierpaolo Sau. Ecco, è bello essere in gioco con una chiesa in uscita. Era previsto anche il saluto del prefetto, ma non è ancora presente, e quindi iniziamo. Diamo inizio al nostro momento di ascolto, di meditazione, di riflessione, dando la parola ai nostri relatori. Il primo che interverrà è l'architetto Francesco Scoppola, che ci propone una relazione dal titolo La Chiesa Cattolica di fronte alla Shoah. Buonasera, grazie moltissime per questo invito e grazie dell'opportunità che mi offrite. Non ho sicuramente la qualifica per parlare a tutto tondo di questo tema molto ampio che mi è stato proposto. Vi posso però suggerire in queste 2 giornate, è stata anticipata quest'anno al giorno di oggi, la giornata della memoria perché domani è sabato, vi posso anticipare delle riflessioni di carattere quasi personale, perché sarebbe troppo lungo tentare una sintesi delle persone che all'interno della Chiesa di Roma hanno cercato di favorire la conciliazione, la tolleranza e anche la salvezza fisica negli anni più difficili. Sarebbe lungo e impegnativo. In questa occasione noi ricordiamo la figura di padre Michele Todde, ma non si può neanche fare una Guinness dei primati, chi ne ha salvati più di 1000, chi meno di 1000. Cioè i meriti non si pesano in quantità, ma nelle qualità delle azioni, e quindi non mi cimento con questo, anche perché, e lo dico senza voler puntare l'indice contro nulla e contro nessuno, la Chiesa, come tutte le realtà di quel periodo, ha avuto anche sulle spalle responsabilità non piccole e noi sappiamo, senza adesso riferirsi a figure, l'una o l'altra figura di quel periodo che si sono avvicendate in quegli anni, che ci sono state anche pesanti responsabilità, quindi non possiamo. Invece questo titolo, che per questo verso voi comprendete il mio imbarazzo, è troppo impegnativo non solo per le mie forze, ma a maggior ragione per le mie forze, invece questo titolo ci aiuta a vedere un altro orizzonte, che non esistono gli insiemi con i quali siamo abituati per semplicità e per brevità
a ragionare. Lo faccio con un esempio forse sciocco. Chi si sentirebbe di tradire la memoria dei propri genitori, dei propri nonni, della propria famiglia, di tutte quelle persone senza le quali non saremmo qui? Nessuno forse, cioè a meno che uno non sia particolarmente arrabbiato per qualcosa, tutti ci tengono anche a un'appartenenza. Perfino nella storia del cinema i più efferati assassini esecutori di sentenze capitali sono dei replicanti privi di memoria, perché se si ha memoria si è legati a qualcosa, inevitabilmente a qualcuno, a qualcosa si è legati. Ecco, se noi pensiamo in questi termini, possiamo provare, ma mi verrebbe da dire quasi scientificamente, se non fosse troppo ambizioso il termine, non solo che le razze non esistono, ma che non esistono gli insiemi, perché non esiste divisione possibile nemmeno tra le squadre sportive, tanto più in politica e tanto più nell'etnia, nelle presunte etnie, non esistono suddivisioni possibili con le quali, andando indietro, io non mi trovo nemico di un antenato. Basta fare quel conto meraviglioso del saggio che sfida il re nella celebre partita di scacchi. Il saggio, per non intimorire il re, gli dice: ma maestà, se vincessi io, vincerete voi, ma se vincessi io, che ho meno esperienza di voi, basterà mettere un chicco di grano sulla prima casella, il doppio sulla seconda, 2 chicchi di grano, 4 sulla terza, la scacchiera è lì. Il re dice: ma sì, certo, va bene, giochiamo. Vince il saggio e tutti i granai del regno non bastano a pagare il debito. Gli antenati sono così. Potete fare un rapido conto, considerando che adesso le generazioni sono 3 o 4 al secolo, ma che già nell'Ottocento erano almeno 5 al secolo, proprio come con la scacchiera degli scacchi. Andando 500 anni indietro, i nostri antenati, di tutti noi, di ciascuno di noi, sono più di tutta la popolazione del mondo di allora. Cioè nel 1500 in tutto il mondo c'erano meno persone degli antenati di ciascuno di noi, il che per un verso dimostra che ci sono stati tanti unioni tra consanguinei, perché non sarebbe possibile altrimenti, consanguinei anche alla lontana, per carità, ma che ci sono dei quadrisavoli o degli antenati in comune. Ma per altro verso dimostra che siamo davvero tutti fratelli, non a parole, a chiacchiere, per dire, ma che non è possibile fare la divisione fra delle razze. Come faccio io con più di 5 miliardi di antenati a dire se sono cattolico, se sono ebreo o cosa sono? Sono un insieme di umanità che per tradizioni in questa fase della sua vita si esprime in questo modo, ma non sono altro, sono un pezzo di un insieme. Allora, se ci fosse un po' più di consapevolezza anche in queste occasioni, di non poter impostare le cose schierandosi per qualcuno o per qualcosa, ma cercando di passare al secondo punto fondamentale che in questo stesso modo molto rozzo, e me ne scuso, vorrei provare a offrire, e che cioè non ci possiamo esporre al desiderio di pacificare le controversie, le liti, di sanare le ingiustizie, di rimediare ai soprusi, alle violenze, se non cercando di capire, neanche pretendendo di capire, ma cercando di capire. E basta fare l'esempio che impone a ogni cittadino il codice civile. Agli amministratori è detto che l'amministratore si comporta, allora non c'era la parità di genere, come il buon padre di famiglia. Oggi bisognerebbe scrivere come il buon genitore o come la buona madre e il buon padre di famiglia. Ma insomma, il codice è stato scritto allora, è stato scritto in questo modo. Però in nessuna famiglia del mondo ci può essere un genitore orientato a dire che uno dei 2 figli che stanno litigando, ammesso che non sia un figlio unico, che ormai è la prevalenza, ma insomma se ci fossero ancora i fratelli in giro, nessun genitore dirà mai che uno dei suoi figli ha torto e l'altro ha ragione. Vorrebbe capire come è nato il litigio. Chi ha cominciato è una domanda fondamentale, si chiede spesso, ma sempre se si parla, se si ascolta, se prima di usare le mani, la forza, lo schiaffone, lo scapaccione, si cerca di capire, quasi sempre anche chi è accusato di aver cominciato può dire sì, ma lui prima mi ha detto scemo.
Cioè è difficile stabilire chi ha cominciato davvero a... Allora, quando ci sono le controversie, i soprusi, le cose anche terribili che esistono e che sono esistite e che incredibilmente si ripresentano e che purtroppo c'è da temere, senza essere pessimisti, continueranno ad esistere. Continueranno ad esistere l'odio e l'amore. Ma per uscire dalla spirale dell'odio, il buon genitore sa innanzitutto di dover fare in fretta, di non dover perdere un minuto, perché più tempo passa nella lite e più si accumulano risentimenti che tarderanno a sopirsi, a essere dimenticati. Quindi occorre fare in fretta a pacificare e occorre anche una certa equidistanza, non correre a schierarsi, a dare ragione all'uno e torto all'altro. Occorre un certo equilibrio per cercare di comporre le diaspore, le liti, perché altrimenti veramente si rischia di, non volendo per carità, ma di fomentare le liti. Il dilagare delle liti nasce quando le persone si schierano. Non a caso le due locuzioni che sembrano antitetiche ma sono identiche per la facies, l'aspetto del militare, sono la divisa e l'uniforme. Cioè bisogna uniformarsi a un gruppo e dividersi da un altro gruppo. Non a caso il nome di quel che noi non desideriamo, non vorremmo per noi né per chi verrà dopo di noi, si chiama Diabolos, divisione. Non a caso una delle pagine meno lette, meno commentate, meno spiegate nelle scuole delle scritture è quella di Gerasa, dove sia pur solo gli animali, ma gli spiriti che sono negli animali si fanno male da sole. Cioè, e non se ne parla, neanche nelle chiese uno ascolta la predica sui porci di Gerasa, e sarebbe invece, avendo ascoltato la mattinata organizzata in prefettura e presso il conservatorio, sarebbe molto bello ascoltare una spiegazione del perché ci si butta giù dal precipizio nel mare, che poi non è il mare ma un lago o quel che è. Insomma, occorre cercare di, se è possibile, di capire anche che la Chiesa Cattolica Romana, come tante altre realtà religiose e non religiose, si è spesa per i poveri, per gli ultimi e per le minoranze, e non solo per gli ebrei, spesso molto bene, con determinate azioni attraverso alcune persone. Non volendo, ha spesso anche nuociuto agli ultimi, non volendo, non che lo avesse nei suoi programmi, ma è successo anche questo. Allora non c'è nessuno che si possa ergere a giudice assoluto, c'è l'umanità che può decidere prima possibile di ricorrere alle orecchie, alla bocca, alla testa, al cervello, al cuore, e meno possibile e più brevemente possibile, ma continuerà a succedere, alla violenza delle armi o delle braccia, dello scappellotto, se parliamo di cose piccole. Ma non posso provare a offrirvi molto di più in breve che queste due modestissime considerazioni. La razza non esiste e la pace la si fa senza schierarsi, ma cercando di capire le ragioni che ci sono da tutte le parti, e quindi cercando di trattare anche con un po' di rimprovero perfino quel fratello, figlio o persona che ci sembra in quel momento indiscutibilmente la vittima. Perfino chi in quel momento sta subendo un torto, e ne siamo consapevoli, bisogna trattarlo con un distacco che non serve a penalizzarlo o a sgridarlo, ma serve a fargli fare la pace con l'altro che lo sta perseguitando. Cioè bisogna mantenere, bisogna cercare di trovare una distanza dalle liti. E poi ci sarebbe un terzo concetto che avrei voglia di proporvi, ma che non è tanto facile, cioè che noi non giudichiamo, anche se per semplicità con questa nostra smania di fare gli insiemi
amiamo dire i cattolici, gli ebrei, amiamo dire la destra e la sinistra, amiamo dire questo o quello, ma in realtà, siccome è tutta una trama, è tutto un tessuto unico, la cosa più difficile è dire che la salvezza, le buone notizie, non vengono dalle buone persone, fisiche o giuridiche, non vengono dalle buone istituzioni, dai buoni schieramenti, vengono dalle buone singole azioni, dai buoni singoli pensieri. E insomma, non è facile. E chi ci ha provato per ultimo, ho provato per la sintesi richiesta a proporre uno strumento, è uscito a fine dicembre un bellissimo libricino che è di meno di 80 pagine e che è talmente snello perché è molto illustrato che le pagine scritte sono meno di 40 e anche a voler andare piano e leggere e rileggere si finisce in mezza giornata, non lo si può quasi neanche gustare, per quanto è bello, ma per quanto è sintetico e breve. Lo ha scritto Daniele Olski, io non sono sicuro di pronunciare il nome nel modo corretto del cognome del nord Europa, ma è la casa editrice di Firenze, la conoscono tutti. Questo signore, che è un editore, racconta le vicende del suo bisnonno, di Leo Olski, che nell'Ottocento fonda la casa editrice e dopo più di mezzo secolo di attività editoriale premiata da tutti, dai governi, dagli stati stranieri, dalle accademie delle scienze, dalle università, e oggi ci troviamo in una sede universitaria, scopre che la sua casa editrice deve cambiare nome, perché il nome non è ariano, e cerca di opporsi, ma in queste poche pagine si racconta la follia, il delirio per cui lui è costretto a chiedere di essere discriminato, perché attenzione, quando si litiga la prima cosa importante è cambiare il senso delle parole in modo che si perda l'orientamento, che si perdano le... Allora, mentre venivano discriminati gli ebrei, lui invece deve chiedere la discriminazione, cioè per salvare la casa editrice e i suoi dipendenti, deve dire sì, io sono ebreo, ma potrei essere discriminato dagli ebrei, cioè salvato, graziato. E questo rovesciamento dei termini aiuta a capire quel che rozzamente ho cercato di dire prima sui porci di Gerasa. Allora, non ho che da consegnarvi alle pagine di questo libretto. Grazie. Passiamo adesso la parola a padre Felice Autieri. La relazione porta il titolo Assisi, il bene non fa rumore. Prova? Si sente benissimo. Allora io vorrei iniziare il mio intervento dicendo che oggi è molto facile prendere posizione rispetto agli avvenimenti che fra poco vi cercherò di delinearvi in modo molto chiaro e spero con passaggi che siano chiari. Ecco, oggi è molto facile prendere posizione, ma se noi fossimo vissuti in quel contesto storico, vivendo quelle situazioni che abbiamo visto, noi possiamo dirlo grazie a Dio, abbiamo visti attraverso i film, non so se noi avremmo il coraggio del padre Todi e di tanti altri, che in un contesto storico dove era molto difficile credere nell'uomo, vista la crudeltà, il disprezzo di come si uccideva senza nessuna forma di pietà umana donne, vecchie e bambini, oltre che uomini, come fosse ancora possibile credere nella bontà dell'uomo. Eppure, nonostante tutto ciò, ci sono stati uomini e donne, credenti e non, un numero oggettivamente esiguo, che hanno testimoniato che nonostante tutto era ancora possibile credere nelle persone e per un credente, attraverso la sua testimonianza, credere in Dio. Una premessa importante, perché noi non parliamo del padre Todde, ma vogliamo anche ricordare attraverso il padre Todde anche questi uomini e donne che hanno lavorato salvando la vita ad altri esseri umani. In questo contesto difficile, qual è la seconda guerra mondiale,
il padre Todde, che era giunto in Assisi a metà degli anni 30, aveva suo malgrado ebbe un ruolo che poi è risultato fondamentale nella nostra vicenda. Era il responsabile delle basiliche in Assisi. E come responsabile delle basiliche in Assisi lui praticamente era presente appunto nella basilica inferiore, basilica superiore e nella tomba di San Francesco. Questo dato, che di per sé potrebbe essere una nota tecnica dell'organigramma della vita di un convento, è stato invece fondamentale. In realtà il vescovo di Assisi, già intorno nel gennaio del 1942, a seguito dell'afflusso di sfollati in Assisi, creò una sorta di caritas del tempo che cercasse di aiutare economicamente o anche con cibo, trovare anche un alloggio a questo numero di sfollati. Il motivo che questi sfollati sceglievano Assisi è perché Assisi, la città di San Francesco, si auspicava, si sperava, potesse essere non oggetto di bombardamenti sia da parte dei tedeschi sia da parte degli alleati. Come sappiamo, l'8 settembre 1943, l'armistizio, l'Italia viene invasa dalle truppe tedesche. In Assisi i tedeschi arrivano il 14 settembre 1943. Il vescovo di Assisi, Nicolini, con sano realismo, crea una rete clandestina, quella che è passata alla storia, la cosiddetta Assisi clandestina. Cioè aveva come riferimento il suo segretario Donaldo Brunacci, morto nel 2010, padre Rufino Nicacci, frate minore guardiano di San Damiano, e padre Michele Todde per la Basilica di San Francesco. È chiaro che padre Michele Todde quello che ha fatto, l'ha fatto perché c'era il permesso del suo superiore del tempo, padre Bonaventura Manzia. Ecco, questa rete clandestina aveva l'obiettivo di accogliere non soltanto ebrei, ma anche militari sbandati dopo l'8 settembre e anche dissidenti politici. Assisi era appunto, ripeto ancora una volta, il luogo dove la gente si recava con la speranza che la città non fosse bombardata, ma nel caso di ebrei, militari sbandati e dissidenti politici c'era un discorso molto semplice. Con l'articolo 27 del Concordato il Sacro Convento di Assisi era, ed è ancora oggi, territorio vaticano, gode cioè della extraterritorialità. Questo in realtà non garantì il Sacro Convento da due perquisizioni dei tedeschi, i quali, entrati in quello che è bene ricordare territorio vaticano, non ebbero nessun problema a puntare il mitragliatore in faccia al superiore del convento. Loro sapevano che erano nascoste delle persone, ebrei compresi, all'interno della struttura. La grandezza del Sacro Convento è molto grande, e soprattutto il silenzio del padre Manzi che negò la presenza di questi ebrei in realtà fece sì che i tedeschi se ne poterono andare a mani vuote senza ottenere nessun risultato come loro speravano. Ecco, il discorso è molto semplice. Gli ebrei erano stati nascosti nel campanile della basilica, quella che ancora oggi noi chiamiamo frati del convento, e la stanza degli ebrei è stata tramandata questa cosa. Ecco, in realtà il padre Todde e la basilica di Assisi non erano il luogo dove risiedevano in modo stanziale questi ebrei, era il luogo di smistamento. Gli ebrei gli ebrei militari e dissidenti politici che arrivavano in Assisi avevano bisogno di un luogo dove poter stare fin quando non si riusciva a trovare un luogo dove ospitarli in modo permanente. Ecco la funzione che svolgeva il padre Todde. Pensate che queste persone non entravano in basilica con le valigie, altrimenti sarebbe stato un chiaro segnale di essere persone in fuga. Entravano come normali turisti, normali pellegrini, e le valigie, tutto quello che poteva essere l'arredo personale entrava da parte di quello che oggi è chiamata la selva, il bosco del convento.
Detto questo, il Paretode che si inserisce all'interno di questa rete, ecco, nel momento in cui era possibile avere un luogo dove poter nascondere questi ebrei, venivano poi accompagnati in questi luoghi. E questi luoghi fondamentalmente erano l'Episcopio e alcuni monasteri di clausura presenti nella città di Assisi. La rete clandestina di Assisi era comunque legata all'opera del cardinale di Firenze, della Costa, e il cardinale di Genova, Boetto, che a loro volta erano collegati con la centrale, la struttura, si chiama il DELASEM, dell'organizzazione ebraica con sede a Ginevra, che ecco, inviava denaro attraverso Genova via Firenze, e da Firenze giungeva in Assisi. Ecco, da Assisi invece partivano alla volta di Firenze e Genova le carte d'identità che venivano falsificate grazie all'opera di un tipografo di Assisi, il quale falsificava sia le carte d'identità sia le tessere annonarie per poter avere il cibo razionato. E all'interno di questa struttura un ruolo importante l'ha svolto il ciclista Gino Bartali, il quale da Firenze in Assisi con la bicicletta, a quel tempo non c'erano le autostrade, immaginate le strade durante il periodo di guerra quali potessero essere, ecco, era anche un allenamento, penso in prospettiva Tour de France e Giro d'Italia post seconda guerra mondiale, ecco, nascondeva, da Firenze giungeva in Assisi, da Assisi poi partiva alla volta di Firenze nascondendo la carta d'identità e tessere annonarie falsificate all'interno del cilindro della bicicletta. Ecco, questa organizzazione in realtà aveva come finalità, ripeto ancora una volta, salvare queste vite umane. E quello che accennavo all'inizio del mio intervento è che noi sappiamo la storia come va a finire, ma loro, che sono stati loro malgrado protagonisti, non sapevano come la storia sarebbe andata a finire. E nonostante questo ci hanno messo la faccia a rischio della propria vita. Questo è un elemento molto importante, perché in questa rete clandestina in Assisi un ruolo importante l'ha avuto anche una impiegata del comune di Assisi che rubava le carte d'identità e le tessere annonarie, la signora Paladin, e li dava al signor Brizzi, il signor Aldo Brizzi, il figlio Trento, i quali falsificavano non di notte, in pieno giorno, perché tutto avveniva di giorno, come se niente fosse, perché tutto prosegue come deve proseguire. E in questa rete clandestina poi arrivavano nelle singole case, monasteri dove erano nascosti o in episcopio appunto tutto il materiale che serviva per poter creare una nuova identità. L'identità di questi personaggi in realtà, forse vi sorprenderà, vi metterete a ridere, l'identità veniva semplicemente desunta dagli elenchi telefonici delle città del sud Italia. Voi sapete molto bene che il sud Italia, Napoli, sono napoletano, Napoli era stata già liberata nell'ottobre del 43, per cui era impossibile la verifica di questi nomi. Però c'era un problema. Se io sono veneto e sto ad Assisi e ho una carta di identità di uno che è nato a Napoli o in Puglia, non si può pretendere che un veneto, un piemontese o un lombardo parli napoletano o pugliese, per amor di Dio. Ecco. Immaginate io che tentassi di parlare veneto, insomma, fare ridere ai polli da buon napoletano quale sono. Semplicemente questo, si chiedeva che parlassero un italiano senza tradire l'accento regionale. E tra le altre cose abbiamo la testimonianza di una bambina che racconta questo, che andate a vedere il Museo della Memoria in Assisi, c'è questa meravigliosa testimonianza, dovevano imparare i monumenti principali delle città, perché nell'eventualità in cui i tedeschi potessero chiedere i documenti, potevano verificare chiedendo i monumenti principali, le vie importanti, le chiese, eccetera, eccetera, di quella città. Per cui in realtà loro studiavano la geografia dei luoghi dove appunto sulla carta d'identità erano ufficialmente abitanti di quei luoghi. Anche perché, scusate, la domanda è molto semplice: se io vivo in una città liberata
che problema c'è di vivere in una zona occupata dai tedeschi? Cioè, perché mi vado a buttare nella bocca del leone, insomma, il discorso è molto semplice. In questo, noi vedete, tutta una struttura, un'organizzazione, dove in realtà il Vescovo di Assisi fu il coordinatore, ma ci furono delle componenti, non per forza di orientamento cattolico, ma anche non cattolico, i Brizzi erano di formazione socialista per intenderci, che collaborarono per un bene maggiore. Ecco, come si è scoperto tutto questo? Si è scoperto nel modo più semplice e a tratti banale. Padre Todde non ha mai raccontato tutto quello che ha fatto, questo deve essere chiaro. Infatti è bene, a mio avviso, fare l'elogio degli uomini illustri perché non è stata una persona autoreferenziale, una persona che ha tenuto per sé, se mi consentite, fosse sardo vecchia maniera, no? Quindi persone di carattere un po' chiuse, che fanno del bene con la profonda determinazione che il bene che si fa non va mai pubblicizzato, è bene solo che Dio lo sappia, punto. E ha tenuto nascoste tutte queste cose. Quando è morto nel 1972, per la nostra tradizione di frati, tocca al superiore con 2 testimoni entrare nella stanza e poter verificare quello che c'è. E si sono scoperte appunto una pergamena, lettere di ringraziamento di questi ebrei che lo ringraziavano. Una cosa molto semplice, per aver salvato la vita, con le firme e tutto. E la storia prosegue anche perché poi dal funerale Padre Todde ha continuato la sua opera di bene. Assisi oggi è una città ricca, ma dopo la guerra Assisi non è che c'era, ma un po' come tutta l'Italia in realtà, non è che si stava bene, c'era tanta povertà. E Padre Todde ha continuato la sua opera di bene portando pane, un po' di mangiare nelle case dei poveri assisani. I testimoni oculari raccontano che il suo funerale nella Basilica Inferiore di Assisi, la basilica era piena e tante cose poi si sono sapute proprio in quel frangente dopo tutto quello che è accaduto. Ma arrivo alla conclusione del mio intervento. La figura di Padre Todde è la figura di tanti uomini e donne e vorrei fare un piccolo accenno a quello che è stato il rapporto Chiesa Cattolica e Shoah, che è un discorso molto complesso che non può essere, tra virgolette, generalizzato. La Santa Sede, sia nella Prima Guerra Mondiale come anche nella Seconda Guerra Mondiale, ha attuato una politica precisa, quella di mantenere la chiara neutralità tra le parti belligeranti. Primo aspetto. Secondo aspetto, lavorare per poter giungere alla pace, evitando il più possibile lo strumento militare. Terzo aspetto, ma non terzo perché è l'ultimo della serie, aspetto altrettanto rilevante, adoperarsi per venire incontro ai bisogni e alle necessità delle popolazioni vittime per tante ragioni di questo immane conflitto. Certo, si poteva chiedere di più, vedete, con il senno del poi è molto facile. Si preferì ufficialmente non, se non indirettamente, prendere posizione, ma poi di fatto nella concretezza della realtà, ecco, agire per salvare il più alto numero di anime. L'ho accennato soltanto, gli ebrei sono stati ebrei, militari e dissidenti politici ospitati nei monasteri di clausura, monarchie addentro al mondo claustrale. Mi riferisco a noi sacerdoti religiosi, a Sua Eccellenza. Il monastero di clausura si chiama clausura papale, siamo prima del concilio, quindi è clausura stretta. E il Monsignor Nicolini, il vescovo di Assisi, aveva il potere di poter far sì che entrassero uomini in clausura, ma essendo una clausura stretta, ciò poteva avvenire anche e soprattutto con il consenso che proveniva da Roma. Non aveva questo potere e soprattutto un potere che poteva gestire da solo arbitrariamente. Aggiungo ancora che quando c'è stata l'occupazione, questi 2 interventi delle truppe tedesche nel Sacro Convento, Padre Bonaventura Manzi chiese l'intervento del cardinale segretario di Stato Maglione, il quale protestò presso l'ambasciatore di Germania, presso la Santa Sede,
perché le truppe germaniche avevano invaso un territorio di uno Stato neutrale, quello lo Stato Città del Vaticano, auspicando che si rispettasse la sacralità della basilica, che fino a prova contraria era territorio italiano, ma era comunque un luogo sacro. Si usò la diplomazia come possibile deterrente, come unico strumento che poteva comunque giustificare sempre un intervento. Padre Bonaventura Manzi, quello che è uno strano gioco della storia, dovette rispondere alle accuse mosse nei confronti della Basilica e dei frati, secondo alcuni perché i frati erano stati conniventi con il regime fascista e con i tedeschi, per uno strano gioco della storia. Padre Manzi scrisse appunto al cardinale protettore della Basilica, che chiedeva conto di queste accuse, respingendo le accuse, e penso che la sua risposta valga un pochino per quello che è stato, a mio avviso, l'impegno da parte di noi frati, ma penso un po' della Chiesa nel suo complesso. Lui risponde: ogni umana opera non è mai perfetta, è perfettibile ed è sempre segnata da umani errori, ma per quanto ci riguarda mi accuso che avrei potuto fare di più, ma chiedo perdono perché rispetto alle situazioni che ho vissuto e nelle quali io e i miei confratelli ci siamo trovati ad operare, le giuro davanti a Dio che abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile, di più non avremmo saputo fare. Grazie. Mi è stato raccomandato all'inizio di essere rigoroso nel raccomandare i tempi degli interventi dei relatori, ma vedo che sono tutti quanti bravissimi nel contenersi nel tempo che è stato loro assegnato. Ringraziamo Padre Felice Autieri per averci aiutato a rifare memoria dell'esperienza che ha vissuto in prima persona Padre Michele Todde, inserendola dentro il contesto di Assisi e di tutta quanta l'opera che hanno fatto a vantaggio dei 300 ebrei che hanno salvato. Adesso continuiamo ad approfondire la conoscenza della figura di Padre Michele Todde con l'intervento di professor Gianfranco Tore. Michele Todde, e questo è il titolo, Noviziato e formazione. Sì, grazie. Dal profilo tracciato da Padre Autieri emerge un personaggio che ha un carattere forte, ma che non manifesta pubblicamente quello che ha fatto cercando di aiutare gli altri. Allora mi sono posto il problema di capire come e perché Padre Todde, fin da giovanissimo, sceglie di servire i poveri, gli umili e dedicare la sua vita alla preghiera. E a questo punto ho cercato di tornare indietro nel tempo per capire qual era il clima all'interno della sua famiglia, quali sono le motivazioni della scelta. E ho individuato alcuni gruppi familiari, in particolar modo quello dei Cabras, dei Tore, dei Porro e dei Tode, che erano imparentati fra di loro e che nell'arco di un secolo e mezzo dedicano al servizio ecclesiastico come dire, una parte della loro vita. In particolar modo Michele si trova di fronte a un personaggio che è il fratello del padre e che è rettore a Tonara per più di 20 anni. E il rettore Todde aiuta il Michele, è già anziano, è diventato canonico ad Oristano, però segue le attività di Michele, lo motiva, gli impartisce anche il battesimo. L'altro personaggio è invece Pietro Carboni, un altro parente stretto di padre Michele, perché è fratello della nonna di Michele ed è
prima parroco a Gadoni e poi ad Esulo. E anche lui segue come dire, questa prima formazione di Michele, impegnandosi e cercando di formarlo e anche di impartirgli, come dire, quell'educazione ecclesiastica che spesso non si riusciva a dare ai bambini nei paesi, perché non sempre venivano organizzati come dire, questi corsi di formazione. A colpire però il fatto, e anche, come dire, questa tradizione familiare, è la presenza all'interno di questo nucleo di ben 7 fra rettori e canonici, e una parte di questi addirittura è candidata a vescovo, cioè non c'è solo Monsignor Tore che alla fine diventa vescovo di Ales e poi di arcivescovo di Cagliari, ma troviamo per esempio Tommaso Cabras che viene nominato primo vescovo dell'Ogliastra e muore prima di ricevere la consacrazione. E poi un altro parente, uno dei Porru, che invece partecipa, viene ternato al concorso di vescovo di Bosa. Già questo vi fa capire che all'interno della famiglia di Michele c'è una tradizione, come dire, di dedizione alla Chiesa, di servizio alla Chiesa che è straordinaria. Michele nasce in un periodo in cui l'economia della Sardegna sta finendo un ciclo favorevole. Nel 1887 finiscono le esportazioni verso la Francia, le banche sarde falliscono, si trascinano dietro anche le fortune di gran parte dei ceti agricoli che perdono i loro capitali e una parte dei loro terreni. In tutta la Sardegna c'è miseria, non è un fenomeno solo sardo, è un fenomeno che si manifesta in tutto il Mezzogiorno ma anche in tutta Europa, perché c'è una crisi di sovrapproduzione. E la miseria entra anche nella casa di Michele, perché quando lui ha 14 anni, cioè nel periodo più duro di questa crisi, siamo nel 1895, muore la madre e poi l'anno dopo il padre, quindi sia lui che la sorella che ha 19 anni, Battistina, restano senza risorse, senza mezzi. Interviene lo zio canonico, li porta a Oristano, ma Oristano è infestata dalla malaria. Proprio quell'ultimo decennio è un decennio di alluvioni. Ogni 2 o 3 anni c'è una alluvione, pensate che a Quartu c'è un centinaio di morti. E così ad Assemini, Peppino Mereio ha dedicato dei versi proprio a queste alluvioni. E nell'oristanese il Tirso lascia queste plaghe così dove le zanzare crescono velocemente. Ebbene, Battistina si prende la malaria e a quel punto rientrano in Barbagia. Battistina viene presa in carico dal fratello della madre che era segretario comunale ad Esulo e Michele invece da Pietro Carboni che era parroco ad Esulo. E quindi c'è questa formazione che continua e poi attorno ai 16 anni si pone il problema di che cosa fare e Michele fa la prima scelta controcorrente, cioè anziché chiedere di essere inserito in un seminario e quindi in qualche modo proseguire quelle scelte che avevano fatto molti dei suoi antenati, cioè di rettore o di canonico, sceglie invece di dedicarsi agli umili, ai poveri e quindi di entrare nel convento francescano di Oristano. E questa è una scelta che già evidenzia questa sua forte motivazione e il desiderio di dedicarsi agli altri, di servire gli altri. Però ad Oristano anche lui viene colpito da una forma molto grave di malaria. Qui si salva perché viene portato a Sassari, curato col chinino e lì inizia a frequentare anche il seminario, quindi continua la formazione a Sassari dove
il movimento cattolico si sta, come dire, sta diventando effervescente, perché Sassari rispetto a Cagliari ha un'attività, come dire, molto più dinamica, cioè le organizzazioni cattoliche sono molto attive, e i francescani all'interno di questo contesto hanno attivato sia delle scuole, per esempio per l'alfabetizzazione delle donne, un'associazione pro cultura femminile, dei corsi di alfabetizzazione per adulti, delle società sportive per offrire anche agli operai e agli artigiani la possibilità di gareggiare, di fare sport e vita sana. Ecco, e Michele quindi muove i primi casi in un contesto in cui l'emanazione della Rerum Novarum vede la Chiesa impegnata a favore dei poveri, degli operai, e però cosa accade? Che il nuovo Papa non la pensa nello stesso modo come Leone XIII, e quindi non vuole che la Chiesa si mischi in queste lotte sociali che spesso, per l'immaturità della legge, l'imperfezione della legge, si traducono in scontri sanguinosi con morti e feriti. E dunque il Papa fa un'altra scelta, Pio X, cioè vuole che il clero si interessi solo di problemi spirituali. E quindi c'è un po' una contraddizione, ma i francescani a Sassari, che hanno interpretato molto largamente, come dire, la Rerum Novarum, non tornano indietro. Sassari, rispetto a Cagliari, per esempio, è anche l'unica cittadina dove i cattolici riescono a presentare un candidato a sindaco, ed è una stranezza, perché è la prima volta in tutta la Sardegna. Ecco, quindi Michele fa parte di un gruppo dove c'è padre De Ligia e il padre Sanna, che ha una visione, come dire, ampia della funzione della Chiesa e dell'impegno sociale dell'ordine francescano. Quindi loro continuano in questo apostolato, e Michele, che nel 1908 celebra la prima messa, vuole, come dire, accrescere in qualche modo questo dono per gli altri, chiedendo, quando padre Sanna diventa commissario dell'ordine per la Terra Santa e per la custodia quindi dei luoghi di Terra Santa, chiedendo di essere trasferito lì proprio a Gerusalemme. Però siamo nel 1911, scoppia la guerra fra l'Italia e la Turchia per la Libia, l'Italia vuol prendersi la Libia e quindi la Libia fa parte dell'impero turco e Michele non può partire. Ma quasi contemporaneamente il Papa e soprattutto un altro sacerdote, Angelo Scalabrini, lanciano un appello per aiutare gli emigrati nelle Americhe, perché per la povertà e la miseria, soprattutto dal Mezzogiorno, stavano emigrando nell'America del Sud soprattutto centinaia di migliaia di braccianti. E allora bisognava aiutarli, bisognava impedire che cadessero, come dire, nelle grinfie degli anarchici, dei socialisti, eccetera. E anche l'ordine francescano accetta, come dire, di dare una mano, e parte una piccola pattuglia di francescani nel 1911, e questa pattuglia di tre persone è composta anche da padre Michele Todde. Arrivano lì, il clima non è più quello dei primi del Novecento, anche il governo non vede di buon occhio questa invasione di missionari, perché sono tanti da tutta Europa, e dunque c'è ostilità da parte del governo, ostilità da parte del clero locale che vede in qualche modo le sue funzioni ridursi, e i tre finiscono nella provincia di Minas Gerais in un villaggio sperduto nella foresta amazzonica, restano anche vittime di malattie tropicali e devono rientrare. A quel punto
arrivano in Italia in un momento in cui l'Europa si sta surriscaldando, sono già scoppiate 2 guerre balcaniche e sta scoppiando la guerra mondiale. Il Papa, come sapete, era contrario, fa di tutto perché questa guerra non scoppi fra nazioni cattoliche, perché a scontrarsi soprattutto la Francia da un lato e l'Austria dall'altro, nazioni cattolicissime. Quindi cerca di impedirlo, ma nulla può fare, e quindi la guerra scoppia e vengono mobilitati anche i sacerdoti e anche gli ordini religiosi, perché c'è una circolare del generale Cadorna che nomina cappellani i sacerdoti che possono dir messa, mentre gli altri vengono mobilitati come semplici soldati seminaristi. Da Oristano è già partito, dal convento di Oristano, padre Barracciu, quando è stato costituito il primo reggimento della Brigata Sassari, il 152esimo, e però lui sollecita, siccome è stato costituito anche il 151esimo reggimento, sollecita padre Tode, dice: vieni anche tu, io non ce la faccio, perché ahimè la Brigata Sassari sarà valorosa ma ha tantissimi morti. E dunque nel 1916 arriva anche padre Tode e ha un gran bel da fare fra confortare i feriti, seppellire i morti, scrivere in casa, celebrare le messe, incoraggiare un po' tutti. E ci sono moltissime testimonianze. Noi stiamo preparando un libro e devo dire che dei libri dedicati alla Brigata Sassari non ce n'è uno dove non si parli anche dei cappellani e in particolar modo di Barracciu e di Todde. E però, come dire, la prova più difficile padre Todde l'affronta con la ritirata di Caporetto. La Brigata Sassari non si sfalda e cerca di ritirarsi. Poi a un certo punto la compagnia comando e sto finendo, la compagnia comando che è in retroguardia arriva nel villaggio di Codroipo, i tedeschi sono già lì e quindi bisogna combattere. Lì, quando il comandante della brigata sa che il reggimento ha oltrepassato il fiume, il tagliamento, e che è salvo, a quel punto decidono un'ultima sortita, ma padre Todde a padre Todde viene ordinato di stare lì perché uno degli ufficiali è ferito e deve custodirlo e portarlo nell'ospedale di Udine, chiedendo agli ufficiali austriaci di fare, insomma, di fargli compiere questa missione. E così fa. E padre Todde finisce, proprio per la sua generosità, finisce poi in Germania, dove resta in un convento confinato fino alla fine della guerra. Però ecco, anche quest'atto è estremamente significativo. Non ci sono solo gli ebrei, ma come vedete in ogni momento della vita di padre Todde noi troviamo un uomo che di fronte alle scelte anche difficili e generosamente offre la sua vita agli altri, e questo credo che sia il lascito più importante di padre Todde. Grazie. Ecco, ringraziamo anche il professor Tore per quest'altro contributo che ci ha ulteriormente aiutato a comprendere e approfondire lo spirito generoso, ecco, di padre Todde. E continuiamo sempre sul lato biografico con l'intervento del dottore Costantino Floris, del dottor Maurizio Pretta, che parla al posto di Costantino Floris, che si è dovuto assentare. Il titolo che era stato assegnato a Costantino Floris è Sulle orme di Francesco Michele Todde, un sardo controcorrente. Buonasera a tutte e a tutti, grazie ai relatori, grazie a tutti quanti. Costantino si è dovuto allontanare, ha detto che se riesce ci raggiunge prima che finiamo.
Io ho iniziato a studiare ormai 3 anni fa la figura di Padre Todd perché avevo trovato la sua storia in 2 libri, uno era quello sulla brigata Sassari e l'altro era la Società delle Mandorle, quindi il primo libro che si è occupato di questa storia. E chiaramente pian piano mi ha incuriosito e sono arrivato a scoprire che è stato un amante della storia e delle tradizioni sarde. È un aspetto che non si discosta dal suo percorso francescano, perché lui in realtà a scrivere comincia già quando è ad Assisi, nel 1914, scrivendo un bellissimo articolo sulla miscellanea francescana dell'epoca, su dei retaboli, quindi si occupa d'arte. Padre Todd era un appassionato d'arte, era uno che amava disegnare e dipingere, era a livello amatoriale chiaramente, però era un amatore delle arti figurative, delle belle arti. Ed è singolare che smetta nel periodo più buio della storia d'Europa, quindi tra le 2 guerre, per poi riprendere una volta che ha ritrovato forse la serenità anche col mondo che lo circonda. Lo farà ad Assisi e sarà un corrispondente della Nuova Sardegna e noi faticosamente abbiamo raccolto la maggior parte dei suoi contributi che parlano sempre della sua isola e credo che sia stato il modo per tenersi, come dire, legato alle sue radici, nonostante abbia passato quasi la totalità della sua esistenza lontano da casa. Perché vi dico questo? Perché io adesso, osservando il mio compaesano Don Inozeda, vedo lati del terzo ordine francescano. Anche io sono figlio di francescana, quindi un po' queste figure, anche quelle di San Francesco, mi sono entrate sin da quando ero bambino. E in Padre Todd ho riscontrato quello che Francesco d'Assisi in qualche modo ha sempre, almeno così ci è stato tramandato, diceva a Frate Leone, che nella sintesi di un minuto il significato era questo. La perfetta letizia, diceva, non è quando saremo capaci di fare miracoli. La perfetta letizia arriverà quando andremo a bussare a una porta e non ci verrà aperto, quando troveremo la tempesta fuori e nessuno ci ascolterà. Quindi la pazienza e il saper soprattutto ascoltare se stessi in modo da poterlo fare con gli altri. Ecco, Padre Todd era in questo, pur rimanendo un uomo del suo tempo, in questo era avanti anni luce, perché aveva una teoria dell'accoglienza, della comprensione, dell'ascolto, che per l'epoca era di un progressismo meraviglioso, veramente. Perché pensate, lui è passato da raccogliere tutte le sofferenze dei suoi soldati in guerra, come ci ha anticipato il professor Tore, e non era facile. Guardate che il compito dei cappellani in trincea non era semplice, anche perché spesso c'erano i preti combattenti, c'erano anche i frati combattenti. Pensate Monsignor Soggiu, che poi è morto un martire in Cina, che Padre Todd ha conosciuto, con la quale si prendevano cura dei corpi di questi ragazzi di 18, 19, 20, 21 anni, strappati alla vita per la follia della guerra, e ne andavano a curare anche nei piccoli camposanti che venivano assemblati nel momento, andava a curare le tombe. Quasi un modo per tenersi vicini, anche perché quei soldati spesso li conoscevano. Tonara, il suo paese, ha dato molti ragazzi alla Prima Guerra Mondiale. E pensate che lui era del 152esimo, quello capitanato anche da Emilio Lussu, che lui conosce. E i primi, quando i morti erano pochi, a Tonara arriva una lettera a un suo familiare che è morto, un suo cugino, ed è firmata da Emilio Lussu. È un documento che abbiamo ritrovato dopo anni per una lettera che la famiglia aveva dato a dottor Sulis per essere pubblicata sull'Unione Sarda, che poi è andata perduta. Quindi già dall'epoca, pensate alle confessioni in quel periodo, cosa potevano essere? La disperazione di queste persone che si affidavano a una preghiera prima di lanciarsi contro le mitragliatrici austriache. È un periodo talmente forte che lui, quando nel 1963 andrà a Sassari per il raduno della brigata e troverà 60 anni dopo, 50 anni dopo, perdonatemi, i suoi compagni, perché erano i suoi compagni di trincea, tutti lo riconoscono. Quindi, come anticipava il professor Tore, già questo ci dice tanto di quello che lui umanamente ha regalato alle persone delle quali si circondava. E questo spiega poi anche il suo atteggiamento quando un gruppo di giovani arriva di nascosto alla Basilica di Assisi, spacciandosi per turisti, arrivano da Perugia,
sono di una famiglia triestina ma di origini croate, perché i Cohen vengono da Zagabria e sono dopo l'inizio della guerra riparati a Trieste. Poi, dopo le leggi del 1938, per le quali noi in Sardegna non abbiamo mai sentito troppo la memoria per la vergogna che dovevamo provare per aver avuto 3 firmatari, un cagliaritano, Lino Businco, perché questa città purtroppo ha poca memoria per certi aspetti. Ecco, Lino Businco è stato uno dei firmatari delle leggi razziali del 1938, non ha mai pagato nulla per i suoi abomini e soprattutto ci troviamo di fronte al paradosso che lui ha avuto una medaglia conferita direttamente da Adolf Hitler e una inspiegabilmente conferitagli in età repubblicana dal presidente Senni. Misteri della storia. Detto questo, dopo le leggi razziali va il capostipite di questa famiglia Cohen ad Assisi e strappa a padre Todd la promessa di aiutare lui, la sua famiglia, la sua gente in caso di persecuzioni. Padre Todd fa una promessa che mantiene al momento che, ripeto, si presenta a questo gruppo di giovani che arrivano in bicicletta da Perugia, da Assisi. E quando arrivano, padre Todd è con un gruppo di ufficiali tedeschi, pensate, che racconta la storia della basilica, fa vedere, non so se ci sono ancora, delle svastiche chiaramente di rito indiano disegnate nel pavimento di Assisi. E loro hanno paura di avvicinarlo, perché non sanno prima di tutto se sia lui veramente. Si nascondono in sagrestia. Come padre Todd torna in sagrestia, si sta togliendo l'abito che aveva addosso, chiedono, ma è lei padre Todd? E lui chiaramente ha paura, è un periodo dove non ci si può fidare di nessuno. Poi capisce, dice sì, sono io padre Todd. E lei ci manda, siamo i figli del professor Cohen. Saranno 50 i tristini che padre Todd riuscirà a salvare ad Assisi, 50 solo tristini, quelli che poi hanno fatto la pergamena che è stata trovata all'atto della sua morte, e poi tante altre persone. Ecco, come è stato scritto, era la tomba di San Francesco era il punto d'approdo naturale per i pellegrini che ci andavano. E oltre gli ebrei che prendevano nomi italiani, pensate che in quel periodo, per la prima volta nella storia, credo, dentro i conventi francescani di Assisi si cucinava la cucina ebraica, perché ovviamente avevano una dieta diversa. E ci sono persone che dovevano veramente imparare la storia di Lecce, di Catania, del Città del Sud e di altri posti. E tra i tanti che ci arrivano, padre Todd, badate, non andava quasi mai a trovarli, perché aveva il suo ruolo alle basiliche, però per una persona faceva un'eccezione. Chi poteva essere se non un sardo? I sardi siamo fatti così, c'è poco da fare. Quando troviamo un conterraneo diventa sempre l'amico. Perché arriva un capitano dell'aeronautica militare dell'epoca e un tiesino, si chiama il capitano Antonio Podda, che poi continuerà a fare carriera, è un decorato già al valore della guerra, continuerà a fare carriera militare anche in epoca repubblicana e sarà l'autista personale, il pilota personale del presidente Senni dell'aeronautica italiana. E lui va a trovarlo, perché è un corregionale, è una persona con la quale si può avere un semplice dialogo, anche per scambiare 2 parole in sardo, no? Perché quando si va fuori quello che ci manca di più forse è anche la chiacchiera quotidiana. E quindi lui si trova al centro di questa cosa che per certi aspetti è molto più grande di lui, ma sa gestire con la pazienza, la segretezza che bisogna avere, quella che un po' sappiamo usare noi dalle nostre parti, attorno ai nostri monti, a Seghelara Sambuda, come si suol dire, perché era importante che queste cose non trapelassero, perché alla fine poi i nazisti sanno che molti ebrei sono nascosti là, qualcuno viene scoperto. Lo stesso capitano Podda viene arrestato perché aveva un nome falso e con lui altre persone, però stanno precipitando gli eventi, quindi non si arriva, come dire, ad avere spiacevoli inconvenienti di questa storia, perché per fortuna la guerra finisce. E questo, per onore della storia, si deve anche al capitano medico tedesco che è stato ad Assisi, perché lui si impegnò molto perché Assisi non fosse solo una città aperta, come si diceva allora, ma è anche una città ospedale, perché credo che ospitasse qualcosa come 5.000 forestieri all'epoca.
Quindi il significato dell'accoglienza, della vicinanza a chi soffre, della vicinanza a persone che sono in pericolo di vita, mettendo a repentaglio la propria. Perché è capitato che altre persone che sono state scoperte poi sono state passate per le armi, non dimenticatelo questo. Ma imparando a conoscere, leggendo e studiando Padre Todi, ho capito che per lui era la cosa più normale da fare, perché è sempre stato così. L'ascolto, la vicinanza degli altri. Ad esempio, del periodo romano di Padre Todi non sappiamo praticamente nulla, l'unica piccola notizia che sappiamo è che lui è stato spesso colui che assisteva i confratelli che erano in punto di morte e quindi stava con loro fino all'estremo della vita. Ma abbiamo tante testimonianze di questo suo donarsi. Pensate che quando veniva in Sardegna andava a Sassari, perché quando veniva in Sardegna, oltre le giornate passate a Tonara, ad Esolo, andava a Sassari, a Santa Maria di Betlem, dai suoi confratelli, dove lui si è formato spiritualmente, e andava in tribunale mentre veniva processato Graziano Mesina e teneva compagnia all'anziana madre. Una forma estrema di carità verso chiunque, lui non badava chi fosse, se fosse Mesina, se fosse un ufficiale tedesco, un ebreo, un soldato della brigata, oppure come faceva Santa Teresa di Gallura, dove trova una situazione molto particolare e dove i parroci allora non andavano a trovare le famiglie che vivevano in concubinaggio, che andava a parlare con quelli che all'epoca erano considerati mangiapreti, repubblicani e socialisti, talvolta massoni, nemici giurati della Chiesa, e lui amava andare a parlare con queste persone. Ha stretto amicizia con un calzolaio, con un anarchico di Santa Teresa, talmente tanta stretta da convincerlo a sposarsi in chiesa. Ha fatto opera di, come dire, conversione. E questo era Padre Todde. E sembra così raccontato una persona seria. In realtà lui aveva un altro animo francescano, quello del canto, della musica, della festa, legatissimo al ballo sardo. Ha scritto pagine intere e per certi versi anche contraddittorie del suo modo di vedere il mondo, perché era pur sempre un ragazzo del 1882. E di questo bisogna tenerne conto. Ma per dirvi cosa, che alla fine racchiudeva quello che appunto Francesco d'Assisi diceva fra Leone. Per trovare la perfetta letizia bisogna essere uomini veri, coraggiosi, anche nel compiere errori, come abbiamo ripetuto, perché si sbaglia. Chi fa sbaglia. È come dire, ci interessa questo di Padre Todde, non una figura del santo largo, come potrebbe capitare. Spesso la fabbrica di santi è in moto anche quando non serve. Ecco, io credo che non ci sia più santità, perdonate il gioco di parole, dell'umanità di Padre Todde. E questo credo che sia l'aspetto più importante e l'ascito più grosso che ha dato a voi compaesani di Padre Todde, ma a tutta la Sardegna e a tutto il suo ordine. Ho concluso. Grazie a tutti. Ecco, concludiamo la rassegna degli interventi con l'intervento di professor Accardo, la lezione della fede, riflessioni di un non credente. Si sente, sì. Preferisco parlare in piedi, vecchia abitudine di un universitario mai in pensione. Una lezione, sì. Io devo dire che sono certe volte un po' infastidito nel momento della giornata della memoria. Sono infastidito, ma forse sbaglio. Sono infastidito dal fatto che il tono, lo stile, le parole che caratterizzano molto spesso le iniziative legate alla giornata della memoria sono parole senza dubbio giuste, senza dubbio vere, ma hanno il sapore
della predica. Hanno il sapore di un invito, che poi è giusto sostanzialmente, certamente è giusto, ma hanno il sapore non della morale, hanno il sapore del moralismo. E io credo che debba invece essere esercitato da ognuno di noi uno sforzo diverso, uno sforzo volto a cercare di imparare, a cercare di trarre qualche lezione, di trarre qualche motivo, non di conclusione, ma qualche motivo di riflessione. Per questo, quando ho conosciuto la figura di Padre Todd, e qui ringrazio il parroco, ti posso chiamare Michele, che ti ho detto mi piace di più chiamarti Michele di Michel. E io devo ringraziare Michele molto di questo. Devo ringraziare molto Gianfranco di questo, il mio amico, collega. Abbiamo avuto lo stesso maestro, eravamo molto legati allo stesso maestro. Gianfranco ed io non siamo persone che fanno lezione, siamo persone che ascoltano le lezioni. Ci piace ascoltare le lezioni. Abbiamo avuto la fortuna di un grande maestro che io ricordo ancora con amore, con affetto, che mi ha insegnato, che ci ha insegnato tante cose, Gianfranco. E quindi ho voluto dedicare questo mio breve intervento al tema della riflessione, perché da Michele, da Gianfranco, dall'incontro da Costantino che non c'è, che è tanto caro, dal parroco di Arizzo, perché dalla conoscenza di quello che ha fatto, sottolineo, di quello che ha fatto questo frate che non conoscevo, ho imparato molte cose. Noi dobbiamo fare uno sforzo. Stamattina dicevo per studiare, vero? E stasera aggiungo per meditare, per riflettere, per conoscere. Il momento più alto che noi abbiamo avuto nel ricordo di Padre Todde a Tonara, e questo ve l'ho detto a Tonara, il momento più alto è stato il momento in cui il bellissimo coro di Tonara ci ha circondato, noi che eravamo al tavolo della presidenza, ci ha circondato e ci ha cantato il Padre Nostro. Per un credente è un fatto, direi, naturale. Ma io ho avuto la pelle d'oca sentendo quel Padre Nostro. Perché non è una preghiera che io posso osare fare. Non è una preghiera che io sono degno di fare. Ma è una preghiera nella quale mi ritrovo. Sul Padre Nostro c'è una pagina molto bella e vi invito tutti a leggerla. C'è una pagina molto bella di la grande pensatrice di Francia, era nata nel 9, muore nel 43, Simone Weil, che in un libro splendido, in pagine splendide, perché poi c'è una corrispondenza con l'Abate Perrine, eccetera, che si intitola L'attente de Dieu, l'attesa di Dio, c'è un commento del Padre Nostro, verso per verso, pagina per pagina. E lì
c'è l'elemento paradossale che è dato dal fatto che una trascendenza per strade imperscrutabili diventa terrena. E diventa terrena attraverso la concretezza. L'ha detto l'arcivescovo nella sua introduzione parlando del cuore dei singoli, diventa universale, concreta, attraverso non l'astrattezza dell'umanità, ma attraverso la concretezza del singolo. Questo il tema credo che ci può indicare una strada di meditazione ed una strada di riflessione. Perché questo significa poi su un terreno più specificamente filosofico che noi in questo modo, attraverso la strada della storia, evitiamo la divinizzazione della storia. Evitiamo cioè quell'assurdo che parlando di umanità dimentica l'uomo. Quell'assurdo che confonde, altera in continuazione mezzi e fini e consente in questo modo la strada all'ideologia più perversa, quella che cancella il singolo pensando di difendere l'umanità astratta. Noi dobbiamo avere sempre davanti a noi la concretezza dell'uomo in carne ed ossa, la concretezza del singolo. E dobbiamo sempre avere presente, chiaro, netto, il fatto che quelle che contano poi sono le scelte che noi compiamo rispettando il singolo. Ci sarebbe molto da dire, c'è un terreno qui di considerazioni che si fa complesso, si fa difficile, si fa anche duro, perché come rifiutiamo l'idea di Robespierre, tutti gli aristocratici sono colpevoli, rifiutiamo anche l'idea di interpretare la nostra società come una società in cui non ci sono innocenti, ma ci sono solo coloro che hanno scampato la condanna. Eppure queste cose le abbiamo sentite, vero Francesco? Le abbiamo sentite. C'è molto da imparare, e c'è molto da attendere. Simone diceva, l'attente de Dieu. Per noi è l'attesa di capire. La memoria pesa, soprattutto sui vecchi. La memoria pesa su di noi. Ma è un peso che deve farci forti, è un peso che deve incoraggiarci ad andare avanti, un peso che deve incoraggiarci a combattere ancora per il singolo uomo, per la singola persona, facendo quello che dobbiamo fare, non illudendoci di trasformare tutto, ma convincendoci che dobbiamo fare il nostro piccolo. Grazie.
Con l'intervento di professor Accardo abbiamo anche compiuto il percorso del nostro convegno, del nostro momento di riflessione, e si conclude idealmente con un invito alla meditazione, alla riflessione. Una riflessione che non si chiude però dentro un pensiero astratto, ma che si rivolge verso la concretezza della storia e il volto del prossimo. E allora chiediamo adesso a Don Michele, come l'ha chiamato. Ora, concludendo questo momento, voglio ringraziare tutti, ma soprattutto questo paese, che è magico perché non solo trasforma le parole in poesia, ma rende tutto così dolce e melodioso, come sentiremo a breve. Qui siamo stati formati con una parola che ha un'intelligenza, ma stasera sto capendo qual è l'intelligenza della parola, perché parola vuol dire sia logos ma anche intelligenza, e qui Dio gioca con noi. E allora ricordando un intervento di professor Scopola, l'affare della razza di un poeta, perché adesso introduco la poesia che a breve reciteranno i bambini di Tonara, i scarretteris, cioè coloro che portano il torrone. Io introduco la questione dell'affare della razza, che è di Trilussa. Diceva così: c'avevo un gatto e lo chiamavo Aiò, ma dato che era un nome un po' giudio, aniedi da un prefetto, amico mio. Poi domandai se potevo o no. Volevo sta tranquillo, tanto più che ero disposto de chiamarlo Aiò. Bisognerà studiare, disse il prefetto amico mio, la vera provenienza della madre. Dico, la madre è un'angora, ma il padre era siamese e bazzicava il ghetto. Il gatto mio però sarebbe nato 3 mesi dopo a casa del curato. Se veramente c'hai ste prove in mano, mi disse e mi rispose l'amico mio, se fa presto. La posizione è chiara, e detto questo firmò una carta e me lo fece Ariano. Però mi disse per tranquillità, è forse meglio che lo chiami Aia. Siccome i bambini non arrivano, chiedo a signora Teresa di preparare il dono dolce e melodioso. I bambini che devono recitare la poesia, venite qui. Federico e Nicola, venite qui vicino a me. Hanno vinto il premio poetico con la scuola, perché noi siamo per quella scuola che non deve essere solo informativa, ma attiva, performativa, e che deve attivare dei processi. E allora con la scuola di Tonara, ma anche del territorio, ringrazio per questo, e anche con i genitori stiamo credendo in questo sogno che è da pazzi, perché il fegato alla fine è un po' ingrossato. Allora, venite vicino a me, cari bambini, anche perché ognuno di noi è invitato da questa sera a ritrovare quel bambino dentro di noi che si è smarrito o che l'abbiamo trattato male. Ognuno di noi sa che cosa gli abbiamo fatto. E allora, per rapacificarci con quel bambino, diamo la parola al bambino, e poi dopo i bambini daranno a ogni relatore un dono che dovranno scartare, e poi al termine dare un suono per svegliarci da questo incantesimo, anzi da questo incubo che questo mondo ci sta proiettando. Come si dice, come è intitolata la poesia? I scarratoneri. I scarratoneri, ho sbagliato anch'io. Andiamo. I scarratoneri potrà ballare partianta dai Donara.
in omon la saianta sa famiglia cara, movianta con sedda, caddo e carratone, e fatto dei festa senianta su durone. In tottu sa Sardigna, fianta famoso, in ogni luogo compresi bettauso. Alligraianta sa festa sono detaggiante, sa brighino laiata in tottue festante. I piccoloso dei turrone finianta in sapesa, uno baracco mannu a mantaiata sa mesa. Su turone nostro veniate a comperare, pruboru non ne potete agattare. Un applauso. Non è finita! Assi scurigador giù, fianta il ballo s'accabauso. A intro de carratone, torraianta il spacco sotrobauso. A simpudile toccaia da si pone rimotu, può allirgare un altro luogo, non sempre con tu. Ecco, saranno dei bravi professori universitari. Ecco, un piccolo omaggio, ecco, datelo ognuno a un relatore. È un dono dolce e melodioso. Ecco, prendiamolo, ecco, lo diamo all'arcivescovo, a professor Giuseppe Tilocco, andate anche voi da questa parte, passate giù. Ecco, così, ecco, lo prendiamo in mano e prendiamo la campana che ha la foto di Padre Todde stampata a Tonara e poi Padre Todde. La prendiamo e così anche a Maurizio e la suoniamo. No, si può fare. Ecco, la suoniamo in quel modo. Aspettiamo. E poi dopo, chi lo volesse, abbiamo preparato anche un piccolo invito nelle stanze superiori. Quindi chi volesse assaggiare il torrone, ne abbiamo portato un ugarrettone. Ecco un suono! Evviva Tonara e Padre Todde!